ringrazio per l'opportunità. Probabilmente giornate come queste, ieri ero alla Zasseaia, la presenza della mia partecipata stamane, lì c'era la presentazione di semicitture sul settore vitivinicolo, lo stesso livello di buona attenzione rispetto poi ai risultati, perché parlavo prima anche con Marco, probabilmente come Regione Toscana ci dobbiamo il problema anche di avere una banca dati e di divulgare questi risultati, perché stamani mattina quindi ho avuto l'opportunità di ascoltarmi e effettivamente poi quello che avevamo come obiettivo si sta concretizzando poi venendo a concludersi queste progettualità. Ho sentito prima Renato e parto da un primo elemento di considerazione. Sapete, noi fino alla precedente programmazione consideravamo il castagno esclusivamente come valorizzazione finita dello sviluppo della massa legnosa, no? Poi anche con il supporto dell'associazione agricola c'è stata una riflessione importante e abbiamo in qualche modo chiesto alla Commissione non tanto finanziarci il castagno quanto produzione di legno, ma anche come frutto. Ecco, molto probabilmente questa scelta ha ridato dignità a una produzione del prodotto, e questo non è un elemento male da prendere in considerazione, perché siamo all'inizio, ma comunque la castagnicoltura ha avuto quella dignità che un tempo era stata abbandonata, a mio modo di vedere, perché stamani mattina sono venuto qui e come prima cosa, perché c'è un amore di grosseria stagna, mi sono fermato a compagnia stagna. Oggi un chilo di castagna costa dalle 4 a 5 euro al chilo, forse copre in parte i costi di produzione, ma comunque si comincia a avere una dignità con il riconoscimento del mercato. 7,90 euro. Quindi si arriva anche a prezzi più alti. No, al supermercato 7,90 euro la castagna. Io l'ho comprata una bottiglina di 57, ma per dire, però questo a noi agricoltori ci interessa un po' quando ritorna al produttore, perché tutta quella parte della filiera che poi in qualche modo si raddoppia, perché chi l'ha venduto ad Arcidosso probabilmente ci ha guadagnato, però quanto e poi è stato dato al produttore di castagna bisognerebbe, secondo noi, quello che per noi ora è significante, essendo la componente agricola della parte commerciale. Però comunque si ricomincia a avere un prodotto e comincia con delle costi di produzione e di dignità cioè investito in termini anche di presidio del territorio, perché non dimentichiamoci che quello che a noi interessa, oltre a recuperare la parte economica, che quindi è importante, è anche un presidio del territorio. Stiamo muovendo questo sul castagno, abbiamo dei problemi importanti sulla pastorizia, che è un mantenimento di presidio di questi territori, delle colline interne della Toscana, che stiamo lentamente perdendo, e questo sarà un problema, perché poi il dissesto idrogeologico, il presidio del territorio, salvaguardia per incendi, come è successo su Monti Pisani la scorsa settimana, la ricevuta 1200 ettari andati a fuoco, e quello che poi in qualche modo dal punto di vista ambientale è conseguente. L'altra riflessione, penso che stamani mattina in qualche modo sia emerso come la sinergia fra l'impresa e l'università, che gioco forza. Guardate, io 40 anni faccio questo lavoro e vi dico che poi in un momento di difficoltà questa sinergia gioco forza è diventata un elemento quasi imprescindibile, perché comunque sono venute meno le risorse. Io parlo per Regione Toscana che destinavamo attraverso l'ARSA al sistema delle università toscane, e gioco forza in qualche modo abbiamo dovuto mettere in pista le risorse del DSR, e questo è stato anche a livello comunitario, c'è stato questo livello di consapevolezza, e ha dato la possibilità di mettere insieme, di creare questa sinergia fra il sistema della ricerca dell'università e il sistema delle imprese. Guardate che è una cosa banale, magari perché stamani mattina si è visto concretamente cosa vuol dire questa sinergia e che cosa può rappresentare anche per l'impresa, ma fino a non molto anni fa questa cosa non era scontata, perché l'università e la ricerca, e questo posso anche sbagliare, però era molto finalizzata alla parte scientifica e non alla parte dell'impresa. E guardate, questo paese sta scontando a livello di competitività in un mondo sempre più globalizzato proprio questa parte, secondo me, di arretratezza che abbiamo avuto nel nostro sistema produttivo. In sostanza la ricerca faceva ricerca per il mondo accademico, il sistema delle imprese facevano ricerca per le loro finalità, ma questi due
sistemi che poi in qualche modo sono stati vincenti per altri paesi si sono montati con molta difficoltà, e questo in qualche modo ha rappresentato una minore competitività di questo paese. E guardate che operare una competitività in un mondo così globalizzato, dove le risorse poi in qualche modo sono sempre più minori, è un gap che ci porteremo dietro per altri anni, molti altri anni nella nostra economia. I soldi li abbiamo, cerchiamo di spenderli bene, mi sembra che poi alla fine stamani mattina un esempio concreto, si parlava con Marco come poi questo prodotto, e per quello che ci hanno spiegato il professore dell'università, la stessa dottoressa che ha seguito la professoressa nella ricerca e anche i rappresentanti della ditta cosmetica, possa poi in qualche modo avere anche un lancio sul mercato, perché poi al di là della bontà del prodotto, oggi la commercializzazione del prodotto si fa attraverso proprio anche lo sviluppo della produzione del prodotto, facendo capire al consumatore o a chi poi utilizzerà questo prodotto le bontà di questo prodotto, e questa non è una cosa scontata, perché poi rispetto a questo la parte più importante, anche se meno rilevante rispetto a quello che è stato fatto a livello di progettualità, deve sempre essere fatto, perché questo prodotto poi dovrà avere in qualche modo sul mercato un riconoscimento che riceve da parte dei consumatori, e questo non è scontato. E vi posso dire che come Regione Toscana abbiamo scommesso molto sui PIF. Lo bando del 2015 eravamo partiti da un'esperienza pilota nella precedente programmazione, la programmazione 2007-2013. Se vi ricordate, l'ultima programmazione qui fu fatto il primo PIF Bahasto, poi c'è stato il Bahasto Plus, però appunto c'era stato il passaggio della castagna dal frutto. Rispetto a questo noi nell'ultima programmazione abbiamo messo a bando nel 2015 circa 100 milioni di euro, 30 milioni li abbiamo messi nell'ultimo bando, quello del 2017. L'obiettivo, c'è stata una riunione, abbiamo fatto una settimana anche con un confronto con le organizzazioni di categoria, e di andare anche in questo caso al finanziamento di tutti i progetti presentati anche in questa programmazione. Quindi utilizzeremo circa 25 milioni di economie per arrivare a finanziare tutti i PIF che comunque hanno raggiunto il minimo di finanziabilità di 50 milioni. Questo per la ricerca su come abbiamo scommesso su questa sinergia tra il mondo della ricerca e l'impresa. Ecco, una preoccupazione, anche se dobbiamo avere la consapevolezza che poi molto spesso queste sinergie non è che avranno un futuro, però sarebbe importante che questo sistema di lavorare insieme abbiamo in qualche modo sostenuto, poi comunque oltre a rappresentare un esempio di come poi si lavora e come la sinergia può creare effettivamente un valore aggiunto fra i diversi sistemi che poi in qualche modo collaborano, può rappresentare un sistema di lavorare che effettivamente crea opportunità e reddito e nello stesso tempo fa avanzare l'economia di questo paese. Ecco. E il nostro obiettivo è quindi quello di poi di presidiare affinché queste filiere in qualche modo sempre più globalizzato possono essere un elemento vincente anche di competitività del nostro sistema produttivo, possa in qualche modo essere consolidato e valorizzato. La prossima programmazione, guardate, iniziamo a ragionarci, vedrà con l'uscita con la Brexit una riduzione di risorse, si parla del 15-20%, quindi non è il banale anche nel sistema. Molto probabilmente saremo avvantaggiati perché avremo un piano finanziario nazionale unico, e qui su questo c'è una grossa discussione politica, perché complessivamente in alcune regioni, quelle più virtuose, questo concetto di un piano finanziario unico passa molto poco, però per noi può essere un'opportunità, perché un piano finanziario unico in qualche modo ci darà la possibilità, laddove abbiamo procedure di spesa meno virtuose, di recuperare risorse che poi in qualche maniera anche in questa programmazione rischiano di essere perdute dallo Stato italiano, e questo potrebbe essere un'opportunità per il nostro territorio. Noi abbiamo messo a bando circa 2/3 delle risorse complessive, che mi ricordo del PSR 2014-2020 sono 980 milioni di euro, stiamo recuperando mano a mano le economie che stiamo rimettendo a bando, o scorriamo le moratorie già in qualche modo che abbiamo approvato e che in qualche modo ancora hanno imprese in attesa di finanziamento. L'obiettivo è quello anche per la prossima programmazione di investire molto su questi progetti integrati di filiera, ma anche
in qualche modo mettendo in sinergia con il FEASE e il FERS. In sostanza vogliamo mettere in sinergia all'interno di progetti integrati sia le imprese del settore primario ma anche quelle del settore non primario. In questo caso, in un progetto come questo, andare a finanziare anche, diciamo, l'impresa commerciale che valorizza la parte cosmetica del prodotto finale. E questo magari con regimi di intervento diversi, ma proprio per chiudere complessivamente la filiera. Abbiamo in piedi un contratto di distretto, usciremo anche su un bando regionale ora a fine 2018 per le progettualità del contratto di distretto, perché abbiamo realizzato in Toscana, il distretto della Toscana del Sud. Come regione abbiamo messo a disposizione del progetto del contratto di distretto 5 milioni di euro sul FIASE e 10 milioni di euro sul FERS per quanto riguarda la ricerca, perché individuiamo nella ricerca l'elemento di maggiore competitività del nostro sistema primario. Per cui l'attenzione da parte della regione toscana è abbastanza elevata. Qui bisogna in qualche modo ci sia anche da parte delle imprese una risposta. Stamani mattina, per quanto riguarda questo territorio, mi sembra che poi tutti abbiano fatto la propria parte. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e noi siamo sempre disponibili per in qualche modo cercare di supportare le imprese, anche per questo punto anche il sistema universitario della Toscana diventa un elemento rilevante, ritorno a dire, per la competitività della nostra regione e del nostro paese. Grazie.